Benvenuti, tifosi del Napoli. Passiamo alle notizie del Napoli, ma prima mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre! Matteo Politano, esterno del Napoli e della nazionale italiana, ha parlato a Rai 1 dopo la vittoria dell'Italia su Israele, con il numero 7 italiano che ha segnato un gol. Ecco le sue parole: è stata una follia, una follia. È successo di tutto, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato. Se ricordo quanto tempo è passato dall'ultimo gol, non ricordo, credo siano passati molti anni. A parte il gol, che mi ha reso molto felice, sono comunque contento di queste due partite e di come le abbiamo affrontate. È l'atteggiamento giusto, quindi dobbiamo continuare così. Oltre agli errori, sottolineiamo il loro carattere e la determinazione a non mollare. La cosa importante è stato il loro atteggiamento, perché lavoriamo con l'allenatore solo da poco tempo. Abbiamo molto lavoro da fare, soprattutto in difesa, perché oggi abbiamo subito qualche gol di troppo, ma siamo contenti del loro carattere. Non abbiamo mollato fino alla fine e siamo riusciti a vincere. Metti mi piace al video così YouTube ti avviserà dei prossimi video. Grazie. Gli infortuni ti hanno condizionato? Ho iniziato con piccoli infortuni che mi hanno impedito di giocare al meglio. Poi ne è arrivato un altro proprio quando stavo acquisendo fiducia e trovando la mia continuità. Purtroppo gli infortuni hanno ostacolato la mia prima stagione all'Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest'anno voglio dimostrare di essere un giocatore degno dell'Inter, con qualità, e di poter dare un grande contributo alla squadra. Possiamo considerarlo un nuovo acquisto? Voglio restare, voglio dare il massimo, voglio mostrare ai tifosi lo Zielinski di un tempo. Cosa pensi della Juventus? Sarà una partita molto difficile, ma abbiamo tutte le qualità per giocare bene. Saremo motivati a portare i 3 punti al Milan. Con Chivu in forma. Sono pronto a tutto. Posso giocare ovunque a centrocampo. Do il massimo ovunque mi metta l'allenatore, quindi, in base al modulo, penso che sarò contento in ogni caso. Cosa ti ha lasciato la sconfitta contro il PSG in finale di Champions League? Nessuna ripercussione, è il passato. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo fatto una scivolata contro l'Udinese, ma ci sono tante partite da giocare e tanti punti da conquistare. Quali sono gli obiettivi dell'Inter in questa stagione? L'Inter deve puntare sempre in alto, in ogni competizione, e cercare di vincere. Il Napoli è la favorita per la vittoria dello scudetto? Chi è la favorita? Vedremo. Siamo forti, abbiamo tanta qualità e cercheremo di finire la stagione al top. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Siete d'accordo? O non siete d'accordo? Lasciate un commento al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!